Buongiorno, oggi come primo giorno di fine malattia, quindi oggi è il 1° ottobre e vi devo dire anche questa cosa, non andrò in disoccupazione, non lavorerò più lì perché ho preso questa decisione e ci ho ragionato più di un anno e alla fine l'ho presa. Allora, come primo giorno di libertà dagli orari della malattia, ho deciso di andare con la mia amica al lago dei Sorapis. Il lago dei Sorapis è a metà praticamente è dietro il monte Sorapis che è alto 3205 metri, ho tutto scritto, però si raggiunge partendo praticamente a metà tra Cortina e Misurina, si va su al Passo Tre Croci e c'è un albergo con un ampio parcheggio e da lì c'è il sentiero che parte. Ci si arriva all'incirca in 2 ore e per arrivarci si va fino al rifugio Vandelli. Da Rifugio Vandelli poi qualche minuto e si arriva al lago. Sono tanti anni che ci voglio andare e non sono mai stata e sono attratta dal colore dell'acqua del lago. È un lago piccolino, tutto nelle rocce, ci sono tanti scogli, vedrete dopo com'è bello. Dal Rifugio Vandelli ci sono diversi sentieri, diverse escursioni che partono, alcune anche impegnative. Quella che andremo a fare oggi è da stare attenti in certi punti perché è abbastanza esposta, però è fattibile. Io ho letto in internet che si può fare e lo possono fare più o meno tutti. Direi che sono quasi pronta per partire. Ok, questo è il sentiero. Io non vi ho ripreso prima la macchina, vabbè. Comunque siamo già avantissimo. No, niente, questo è il sentiero fino adesso, poi dopo ci sono dei tratti più esposti. Comunque nevica e c'è freddo. Fortuna che ci siamo presi da vestire un po' di tutto, anche i guanti, adesso li metterò anch'io, quindi non farò video. E niente, si pensava a una giornata migliore. Tutto super nuvoloso, ma insomma, andiamo avanti lo stesso. C'è un pericolo di aiutarmi.
Allora, siamo arrivate praticamente al rifugio Vandelli. Dobbiamo fare ancora un pezzettino, cartello, e c'è questo sentiero qua. E c'è la neve, sta nevischiando, per terra c'è la neve, il terreno aveva ghiacciato. Sembra di essere in inverno qui, perché ho il mento congelato, che tra un po' non riesco a muovere neanche la bocca. E niente, quindi siamo arrivati su. È stato bello, scivoloso, molto scivoloso, perché appunto c'è neve per terra e è bagnato, però un'escursione interessante, e adesso siamo curiose di vedere il lago perché merita, e peccato che è nuvoloso, però forse è ancora meglio così, che non c'è caldo almeno. E niente, adesso ci avviamo verso il rifugio. Non ho ripreso il ritorno perché tanto la strada era la stessa, e comunque c'era un casino di gente che andava su e noi stavamo scendendo, e quindi diciamo che non c'era tempo materiale per fermarsi, comunque c'era gente. Cioè, abbiamo trovato questo che è praticamente all'inizio di tutto il sentiero che porta al lago, e è nel bosco, c'è un piccolo tratto di sentiero che sale e si trova questo coso qua. Deve essere un forte della guerra, un qualcosa del genere. Comunque, pieno di umidità. E ci sono 3 buchi, uno di là, uno qua e uno dall'altra. C'è la porta e c'è quel tunnel che però è chiuso da una grata. La porta è saldata e una particolarità, una curiosità. Ecco, siamo arrivati alla macchina. La mia è quella in pole position perché stamattina non c'era nessuno. E adesso ci sono macchine. Ho un Audi parcheggiata dietro. E c'è l'albergo che stanno mettendo a nuovo. Adesso andiamo al lago di Misurina perché così integro un po' di video e il video diventa un po' più lungo, più completo. Eccoci a Misurina, al lago di Misurina. Fa freddo. Eravamo talmente abituate alla temperatura della macchina con riscaldamento che scendere è stato un trauma, e adesso lo è ancora di più camminando. Ma insomma, qua sembra quasi esca un po' di sole, non come al lago, qua sul serio, perché prima c'era, però vedremo. C'è tanta aria che muove tutta l'acqua. E niente, c'è qualche persona, ma come vedete da dietro il parcheggio è completamente quasi vuoto. Siamo 3 macchine, 4, quindi ormai stagione finita, è iniziato l'autunno vero e proprio. E niente, adesso facciamo il giro del lago e se c'è qualche ripresa un po' carina la faccio, e ci sentiamo più tardi.
Eccomi qua, sono un po' sconvolta. Comunque siamo a casa, siamo tornate da un po', in realtà, da un'oretta. È stata una bellissima gita. Chi viene qui nei dintorni la consiglio perché è veramente bella. È stata proprio interessante. Poi, nonostante non ci fosse il paesaggio da vedere perché era tutto nuvoloso e nevischiava in alto, e anche lì, oltretutto, nevischiava anche lì. Infatti avete visto, abbiamo incontrato la neve, però bello, bello, mi è piaciuto. È un percorso molto diverso da quelli che facciamo di solito noi, e li facciamo molto più facili. Questo era un pochino più impegnativo e devo dire che mi è piaciuto tanto. Per questa gita sono 6 km l'andata, 6 km al ritorno. Il giro del lago di Misurina sono 2,6 km, quindi è lunghetta anche quella. Comunque l'abbiamo fatto, le gambe fanno male, sì, perché non eravamo allenate, ci siamo state di più ad andare su. Ovviamente io mi fermo a fare i video, mi fermo a fare le foto, lei anche, ci fermiamo perché abbiamo male alle gambe, quindi ci siamo fermate molto spesso, però è stato bello perché siamo state le prime a salire oggi in giornata e quindi abbiamo visto il ghiaccio, la neve e boh, era un paesaggio molto autunnale, ma di quelli proprio da favola, tipo, non so spiegarvelo, è solo essere lì nell'ambiente, proprio nella natura, lo si capisce, lo si intuisce. È stato particolare fare una gita con quel tempo e non mi era mai capitato, quindi molto interessante anche questo. Non so quanto renda il video per quanto riguarda il colore dell'acqua del lago, ma se guardate online trovate tantissime foto, miliardi di foto su questo lago e alcune rendono veramente il colore vero, però è veramente bello, cioè è calmo, ti dà un senso di pace. Noi eravamo lì da sole, non c'era niente, neanche animali intorno, niente, e ti dà proprio un senso di pace, per quello anche mi è piaciuto. Un po' di serenità, non c'è rumore, non c'è veramente rumore, cioè silenzio totale. Avete presente quando nevica che tutti i rumori sono avvattati oppure non ci sono rumori? Beh, bello. E questa è stata la gita, se vi piace, se vi è piaciuta mettete un pollice in su, condividete il video e mi farete molto piacere e io vi aspetto al prossimo. Spero questo sia stato di vostro gradimento e vi abbia tenuto un pochino di compagnia, anche se ho preferito fare filmati al paesaggio e non parlare. Comunque le informazioni base ve le ho date, quindi va bene così. E vado a farmi una doccia e così mi defatico un po' i muscoli perché ho le gambe un pochino doloranti. Poi in caso metterò una pomata apposta e basta. Poi dovevo preparare la cena, solite cose giornaliere, quotidiane e basta. Vado. Ciao a tutti e grazie ancora per aver guardato il video.